È un privilegio per me portare il saluto della sezione ANA di Udine, mio personale, a tutti quanti voi, autorità civili, militari e religiose, alla sezione di Como, al gruppo Alpini di Mestre e alla sezione di Venezia, che ringrazio per questa grande opportunità nell'offrire l'olio per la lampada votiva della Madonna del Dono nei 150 anni di costituzione del Corpo degli Alpini. Un'offerta che viene dal cuore per ricordare e non dimenticare i tanti alpini che sono partiti e pochi sono tornati. Quest'anno ricorrono gli 80 anni che dalla stazione di San Giovanni a Natisone, vicino a Udine, le tradotte cariche di alpini partivano per la Russia, dove il 22 maggio scorso abbiamo ricordato questo evento. Vogliamo fare memoria. Cosa vuol dire fare memoria? Vuol dire riportare alla luce fatti, episodi e volti, quei volti che smarriti partivano per un paese così lontano che molti di loro neanche sapevano dove si trovava la Russia. Siamo qui a ricordarli, siamo qui, come sta scritto sulla colonna Mozze in Ortigara, per non dimenticare. Siamo qui affinché queste anime, questi alpini, intercedano presso la Madonna del Dono affinché i territori che ora sono in guerra e che i nostri alpini hanno conosciuto e combattuto possano ritrovare la pace. Se Padre Crosara ha creduto in questa sacra icona, dobbiamo farlo anche noi, perché solo con la preghiera possiamo pensare di aiutare a risolvere i fatti che oggigiorno ci tengono col fiato sospeso e preoccupazione. Grazie ai padri cappuccini che tengono vivo questo ricordo, mantenendo fede alla volontà di Padre Crosara, che ringrazio di cuore. Permettetemi inoltre di ringraziare la mia fanfara sezionale, che con la sua presenza ha reso più solenne questo momento di condivisione per questa giornata, di così grande valore. Grazie.